Buona giornata, bentrovati, eccoci all'appuntamento dedicato come di consueto al mondo dello sport, www.venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv che cura servizi, reportage ed inchieste naturalmente per quanto riguarda il mondo dello sport, in questo caso trevigiano ma un po' veneto se vogliamo. La prima parte è dedicata ad un riassunto veloce dei principali avvenimenti internazionali e nazionali. Vi ricordo, ogni sera 19:40, 19:45 circa, ci trovate anche sul digitale terrestre, sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondente a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Andiamo a vedere subito le principali notizie. Cominciamo dal basket, perché basket europeo in campo ieri sera con 3 squadre italiane. La Virtus Bologna era a Patrasso in Grecia, è uscita con una sconfitta 78-69. Venezia invece di coach De Raffaele al Tagliercio in casa si è rifatta della sconfitta subita dalla TVB De Longhi Treviso e ha battuto Limoges per 93-85. In Champions, Brindisi passa di un punto in casa contro i tedeschi del Bonn, 76-75. Stasera ancora coppe con la Champions, Sassari di Pozzecco ad Ankara contro l'omonima squadra, poi c'è Trento che ospita Gdynia e il Brescia ospita i turchi del Duraskafa. Venerdì invece Eurolega per Milano, l'Armani Jeans che affronterà il Fenerbahce. Champions adesso per quanto riguarda il calcio, purtroppo è andata male all'Atalanta che dopo essere andata in vantaggio con un calcio di rigore ha subito il ritorno prepotente, cattivo anche sportivamente parlando, di questo uomo, di Sterling, che ha procurato un calcio di rigore, un assist e poi ha segnato un paio di gol, insomma infermabile, e il Manchester City di Pep Guardiola che in precedenza nel prepartita aveva fatto i complimenti sinceri a Gasperini, ha vinto per 5-1. Anche la Juventus era andata in svantaggio in casa allo Stadium contro la Lokomotiv di Mosca, ma poi ha saputo replicare e 2 gol di Dybala, lo vedete, festeggiare, 2 gol importantissimi per lui che ha giocato poco ancora quest'anno, però è stato decisivo in questa gara. 2-1 il risultato finale. Questa sera in campo ci va il Napoli che sale in Austria ad affrontare il Salisburgo e poi l'Inter invece di fronte al proprio pubblico attende i tedeschi del Borussia Dortmund. Ritorna la Serie A e si ricomincia venerdì con Verona-Sassuolo. In Serie B, per quanto riguarda le venete e le friulane, perché annoveriamo anche il Pordenone, bene Chievo 13 punti, Venezia ed Ascoli 12, il Pordenone di punti ne ha 11. Sta per ritornare anche la Serie B femminile con la Permac Vittorio che dopo la sosta riprende il campionato il 27 ottobre domenica al Barison di Vittorio Veneto affronterà il Perugia. Anche la Serie C vede il girone B il Padova che nonostante la sconfitta è rimasto in testa alla classifica e quindi una fuga che adesso è un po' così mimetizzata da un solo punto di distacco tra Padova e Lanerossi Vicenza. Passiamo alla Serie D, sono i campionati che maggiormente controlliamo. Il Montebelluna sale a quota 6, pareggiato domenica scorsa contro il Feltre per 1-1. Il Montebelluna tra l'altro anticiperà sabato la sua gara di campionato contro il Vigasio in trasferta nel Veronese. Si giocheranno poi tutte le altre gare nel weekend per presentare al meglio l'infrasettimanale del 30 ottobre che vedrà il Montebelluna impegnato in casa al San Virgilio con il Delta Porto Tolle. Anche quest'anno il nostro campionato di riferimento è quello di eccellenza, lo seguiremo con servizi, interviste, telecronache per tutta la stagione. La gara di questa settimana che vi invitiamo a scoprire sui nostri canali YouTube e Facebook è quella tra Montello, a Volpago del Montello, tra il Montello appunto e la formazione del Porto Gruaro. L'eccellenza vede nel girone A il Giorgione in testa dopo la vittoria con il Garda, mentre nel girone B, come vi dicevo, Porto Gruaro in testa dopo
dopo il pari contro il Montello. Questa sera posticipo della partita tra Refrontolo e San Michele Salsa. Scendiamo di categoria, siamo ai 16esimi del Trofeo Veneto proprio di prima categoria. Calcio d'inizio fissato per le ore 20:30, si gioca a Refrontolo. Sarà gara unica, gara secca con eventuali rigori finali in caso di parità. Chi vincerà affronterà poi il 13 novembre l'Alpago. Parliamo di calcio a 5 e andiamo adesso nel vicino Friuli, precisamente a Prata di Pordenone, dove ci aspetta Andrea Sabalino della Maccan Prata Calcio a 5. Siamo con mister Andrea Sabalino, 7-1, un risultato che si commenta da solo. Sì, probabilmente sì, però noi dobbiamo ancora migliorare in fase di possesso, lettura di certe situazioni, non concedere superiorità agli avversari. Ma comunque era importante vincere e giocare discretamente bene, abbiamo ancora possibilità di migliorare. Ecco. 3 partite, avete subito solo 3 gol, 1 per partita e anche oggi forse per un leggero svarione difensivo. Una difesa che sta facendo il suo a pieno? No, ma sicuramente stiamo difendendo abbastanza bene, dobbiamo avere ancora più chiara la lettura di certe giocate, perché oggi abbiamo preso un gol concedendo un 3 contro 2 a loro e secondo me dobbiamo essere bravi a non fare certe cose. Comunque benissimo i ragazzi, applicazione, c'è intensità, c'è voglia e va bene così. Sono una squadra molto cinica, attenta, lascia fare giocare l'avversario, ma come sbaglia l'appoggio l'avversario sono dolori per gli altri. Un'impostazione di gioco che parte da un allenamento ben attento, dalla visione dei filmati precedenti? Ma sì, no, io almeno curo molto la videoanalisi, la faccio ogni volta, cerco di far condividere le mie idee ai ragazzi, le propongo e poi di conseguenza cerchiamo di migliorare sempre. Attraverso la videoanalisi cerchiamo di capire dove dobbiamo appunto migliorare in maniera più specifica. Una curiosità, quando c'è stata la punizione si sono raggruppati 4 ragazzi lì, secondo lei cosa si sono detti? No, hanno stabilito chi va dove e chi fa cosa, assolutamente questo è quello che voglio. In base alle competenze e le conoscenze che abbiamo, ognuno deve avere l'autonomia giusta, trovare le situazioni ideali per poter incidere nella gara. Questo è il tecnico del Maccan Prata Calcio a 5, Sabalino, e allora ci ritorneremo magari anche nelle prossime settimane con il calcio a 5. Adesso cambiamo sport, dal calcio a 5 alla A2 femminile di basket con il Ponzano, ne abbiamo già accennato ieri, oggi la notizia è sulla bocca di tutti, qui c'è l'in bocca al lupo a Beba, la notizia è sulla stampa che conferma appunto quello che avevamo detto ieri, si è fatto chiarire sulla questione Bagnara, la giocatrice ha salutato il club trevigiano del Ponzano perché è incinta. In Serie B maschile, sempre per quanto riguarda il basket, la Ruker Sanve centra il pokerissimo vincendo a Mestre contro l'ex Volpato per 72-66. È stata un'altra grande prestazione degli uomini di Marco Mian che adesso sono chiamati a ripetersi in casa sabato prossimo. Il campionato di A1 femminile volley invece continua con grande soddisfazioni per quanto riguarda l'Imoco Volley Conegliano che è ritornato da Iesi con un altro 3-0 e quindi punteggio pieno in classifica. Adesso c'è una settimana in cui ci si è potuti allenare tranquillamente senza grandi impegni e in vista poi degli impegni che arriveranno, perché a parte domenica contro il Pomica Salmaggiore poi ci sarà Tour de Force con Caserta il 31 ottobre, Bergamo lunedì 4 novembre e Igor Novara sabato 9 novembre per preparare poi la Supercoppa. C'è e si attendono anche i sorteggi della Champions, no? Di questo ci ha accennato e ci ha parlato Indre Sorokaite allo scoprimento del punto verde, del punto elettrico di Ca del Poggio a San Pietro di Feletto la scorsa settimana. Ha tenuto a precisare che insomma le trasferte più lunghe sarebbero da evitare, ma sentiamola. Ultima domanda, venerdì c'è il sorteggio di Champions League per entrambe, avete qualche preferenza o qualche squadra che vorreste evitare?
Secondo me l'unica cosa magari per le trasferte un po' più lunghe, quelle più complicate, ma giusto per le tempistiche, perché abbiamo visto un po' il campionato, le date del campionato tra la Supercoppa e la Coppa Italia, deve essere tutto molto incastrato, per cui magari le trasferte, quelle veloci, sarebbero veramente, diciamo, apprezzate, però secondo me non ci facciamo alcun tipo di problema. Quello che capiterà va bene, daremo il nostro massimo, spingeremo al massimo e quello credo che si aspettano tutti da noi e quello che vogliamo fare. Questa è Indre Sorokaite che ha accennato proprio a questa cosa che insomma potrebbe anche essere fondamentale visto i grandi e i tanti impegni che la compagine di Santarelli avrà in questi mesi. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza in trasferta a Torino c'è stata la prima vittoria, una vittoria storica, la prima in Serie A. Pensate che Motta non perde da circa 10 mesi filati, adesso la prima in casa sabato, domenica 27 contro Bolzano. Ritorna anche il Pro 14 con il Benetton che vedete sudare e faticare e lavorare in palestra alla Ghirada. Qui ci sono i vari saluti di cui abbiamo potuto essere testimoni tra i rientranti nazionali italiani e non solo. Questo è Nasimanu, appunto, che è ritornato dalla nazionale di Tonga, che probabilmente sarà disponibile insieme probabilmente a Pasquali per il 15 da mandare in campo per quanto riguarda lo scontro contro la prima formazione della franchigia sudafricana, ovvero i Kings. Inizio fissato per le 16 sabato a Monigo. Non perdetevi questa gara, come non dovreste perdervi se siete un appassionato di rugby. Insomma, il mondiale domenica prossima ci sono le semifinali che vedranno di fronte Sudafrica, Galles e Nuova Zelanda, Inghilterra. Bene, cambiamo decisamente sport, una cosa bella, simpatica, curiosa. Concludiamo questo nostro appuntamento con questa disciplina che si chiama fast pulling o pulling, insomma diciamo fast pulling che magari vi viene alla mente, no? Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ce ne parlano l'assessore ai lavori pubblici di Trevignano Franco Bonesso e poi Ivano Ronga del team Putiferio ASD. Intanto un ringraziamento agli organizzatori e al proprietario del terreno che è l'artefice di questa manifestazione, perché nasce soprattutto nel segno della solidarietà. È un paese che si è dato da fare per alcune persone che sono in difficoltà. L'ottimo successo di questa manifestazione negli anni ha dimostrato che l'obiettivo era giusto e anche la manifestazione è riuscita, coinvolgendo tante persone del territorio, a riscuotere l'apprezzamento e la volontà di far festa anche nella popolazione. Andiamo Mario! Vai Mario! Bellissimo! Siamo qui presenti a questa bellissima manifestazione organizzata dal gruppo di giovani per quanto riguarda la beneficenza della SMA. Noi siamo ospiti e quindi fa molto piacere essere qui presenti in mezzo a tutti loro. Diciamo che è un bellissimo evento, oggi c'è una bellissima giornata che ci accompagna e speriamo di fare una bella finale, di far divertire tutti e che Dio ce la mandi buona. Noi siamo un team che da 5 anni a questa parte facciamo il campionato italiano con l'ITPO, che è un'associazione che organizza una SD. Giriamo tutta Italia, facciamo tutte le tappe d'Italia. Quest'anno abbiamo 2 macchine, una che fa il Pro Stock che non è presente oggi e questa fa la Farm Stock che è una categoria minore. Tra l'altro siamo campioni italiani del 2018 col Pro Stock, che è l'elite diciamo, del tractor pulling. Questa qua è stata un'avventura di quest'anno. Sembra che risponda bene, sembra che comunque i risultati ci sono, vediamo per l'anno prossimo. Andiamo! Vai, vai! Avete visto la spettacolarità di questo sport, allora fast pulling che abbiamo seguito e che abbiamo riportato in questo nostro servizio. Bene, ce ne occuperemo sicuramente nel proseguo dei nostri appuntamenti. A tutti voi una buona giornata, ci risentiamo domani.